È stato portato all'ospedale di Vicenza con l'elicottero in codice rosso. Un bambino di 9 anni scivolato oggi all'impianto Le Melette di Gaglio dalla seggiovia. L'adulto che era con lui in un primo momento è riuscito a trattenerlo, ma poi ha perso la presa e il ragazzino è caduto sulla strada che transita sotto l'impianto di risalita. Immediati sono scattati i soccorsi, la chiamata al 118. Stanno indagando i carabinieri di Asiago sull'accaduto, mentre, sempre nel Vicentino, nel comune di Altissimo, pompieri e polizia locale sono intervenuti per un'auto caduta in un dirupo. A dare l'allarme è un escursionista che vede l'auto a decine di metri dalla strada. Al suo interno è stato trovato un 58enne senza vita. Il medico del SUEM ha dovuto dichiararne la morte. In Cadore, invece, due escursionisti, 19enni di Monastier, un ragazzo ed una ragazza, sono stati soccorsi dal soccorso alpino di Pieve di Cadore ieri nel tardo pomeriggio, quando, decisi a passare la notte al rifugio Galassi, hanno affrontato la camminata senza equipaggiamento adeguato, né sci né ciaspole. Bloccati a 1900 metri d'altezza, sono stati ritrovati mentre si erano rifugiati sotto ad un mugo, completamente bagnati in mezzo alla neve fresca. 3 squadre impegnate sono stati riportati intorno alla mezzanotte in Valdotene e rifocillati.